Buonasera e bentornati a tutti. Oggi riprendiamo il racconto dei moti indiani del 1857, da dove ci eravamo lasciati nella puntata precedente. L'Indostan è in fiamme e sembra avere annichilito il dominio della compagnia sul subcontinente. Delhi è in mano ai rivoltosi. Le truppe di Campore sono state massacrate. Lucknow è assediata. Il gran Moghul, Badur Shah, a furor di popolo, è stato posto al comando della rivolta e si trova di fatto prigioniero nel Forte Rosso. In una condizione simile, ma più drammatica, si trova anche il maggior generale Henry Lawrence, che nella legazione di Lucknow è assediato dalle unità dei Sepoy in rivolta. Bentornato Luca, riprendiamo da dove ci eravamo lasciati. Esatto, ci siamo lasciati con gli inglesi che sono in mal partito, come dicevi tu giustamente. Per quanto riguarda, prima di tutto, prima di cominciare con l'esposizione, voglio ritornare a ringraziare naturalmente Robica. Volevo ricordare che appunto la prima puntata della conferenza, dell'intervento, quella appunto sulla prima parte in cui se poi sono arrivati a un passo da mettere in difficoltà gli inglesi, si trova appunto sul canale di Domus Robic, e quindi uno può seguire la prima puntata. E oggi invece andremo a fare la seconda puntata, quella relativa alla repressione della rivolta e alla definitiva vittoria degli inglesi sulla rivolta indiana. Allora, siamo arrivati appunto, come dicevi tu, che tutta la parte centro-settentrionale dell'India è in fiamme. Una delle ragioni che ha portato anche il successo di questa rivolta, oltre all'effetto sorpresa che naturalmente è sempre un moltiplicatore di forza in guerra, era anche la dislocazione in quel momento sfavorevole della maggior parte dell'esercito britannico. In che senso? Allora, una parte delle truppe inglesi, quelle ovviamente regolari, erano state impegnate nella guerra di Crimea, che era finita nel 1856, quindi molti dei migliori ufficiali britannici e anche alcuni reparti erano stati dislocati in quello scacchiere nel conflitto contro l'impero russo, e quindi questo aveva tolto l'attenzione alla situazione coloniale. Un'altra nel frattempo, sempre nel 1856, era scoppiata la guerra dell'oppio, la seconda guerra dell'oppio per l'esattezza, che durerà fino al 1860, e anche in questo caso molte delle truppe britanniche erano state spostate da altri settori, in questo caso quelli asiatici, ed erano state portate appunto a combattere contro la Cina della dinastia Manciù. Guerra che in quel momento era ancora in corso, anche se c'erano un po' di alti e bassi, armistizi, non armistizi, vabbè, ha tutta una sua storia particolare, però anche in questo caso comunque delle truppe erano state dislocate in quel settore. Infine, circa 10.000 uomini erano stati prelevati direttamente, anche in questo caso dal fronte dall'India, ed erano stati portati a combattere contro la Persia nella guerra appunto anglo-persiana, che dura dal novembre del 1856 ad aprile del 1857. In questo caso erano proprio state truppe prelevate direttamente appunto dall'India, e in quanto essendo appena terminata la guerra di Crimea, e che era costata molte vittime e comunque aveva in qualche modo messo in difficoltà il governo come opinione pubblica, il governo non aveva intenzione di dichiarare ufficialmente un'altra guerra, un'altra potenza straniera, e in questo caso la guerra non veniva dichiarata direttamente dal potere centrale britannico, ma venne dichiarata per tramite dall'India britannica. Sembra una sottigliezza, ma in realtà come presentazione giornalistica era più accettabile in questo, però questa guerra anche in questo caso risulterà vittoriosa per i britannici, però ovviamente toglierà truppe al settore indiano. Molti ufficiali che poi ritroveremo nella repressione dei moti indiani erano appunto a combattere in questo fronte, e appunto la guerra termina appena nel momento in cui stanno scoppiando i primi moti dei Sepoy in India. Non ricordiamo che l'incidente di Mangal Pandey è del marzo del 1857.
Poi e possiamo anche dire, forse poi magari lo approfondiremo meglio alla fine, che non è da escludere appunto nello scoppio della rivolta che ci sia stato anche in qualche modo la Persia che abbia soffiato sul fuoco. Ora, dire che la guerra sia scoppiata solo perché i persiani abbiano usato i loro, possiamo definirli servizi segreti versione ottocentesca, è sbagliato, perché problematiche c'erano nella gestione dell'India britannica, come abbiamo analizzato nello scorso video, e quindi di fatto la situazione prima o poi, le problematiche c'erano e prima o poi avrebbero dato i loro frutti in negativo verso il governo britannico. Di contro però magari si vociferò che qualche suddito persiano avesse in qualche modo spinto e ha facilitato la cosa, anche perché in quel momento le due potenze erano in conflitto che rientra tra l'altro nel più vasto e grande gioco dello scontro tra la Russia e la Gran Bretagna per il controllo dell'Asia nel corso dell'Ottocento e i primi del Novecento. Quindi questo conflitto qua in qualche modo faceva parte di un disegno più grande. Gli inglesi a questo punto sono appunto dislocati in maniera sfavorevole. Va bene, abbiamo capito che il dominio britannico è sovraesposto, si trova lontano dalla madrepatria, è costretto a operare su più fronti contemporaneamente e gioca fuori casa. Invece quali sono le debolezze strutturali dei sepoi, dei rivoltosi, sempre che ci siano? Allora, debolezze dei sepoi, che poi sono anche tra le cause del fallimento della rivolta, sono molteplici. Allora, la prima e la più importante è la mancanza di un comando unificato, ovvero la rivolta sono i vari reparti che si ribellano, a volte poi, come nel caso di Delhi, eleggono i propri comandanti, che comunque figure dotate di grande prestigio, come appunto la dinastia Moghul rappresentata da Bahadur Shah, ma comunque è una rivolta dal basso e quando poi ci sono dei comandi, questi comandi sono a volte di prestigio, non unificati e al tempo stesso privi di esperienza bellica. Nel caso di Bahadur Shah, che aveva 82 anni, aveva vissuto di fatto come gentiluomo, poeta e insomma vissuto nella tranquillità. Il figlio di Bahadur Shah, Mirza Mughal, era anche lui un inesperto in arte militare. Anche Nana Sahib, comandante che poi della rivolta nel settore di Campore, era anche lui una persona comunque molto rispettata in ambienti dell'ex confederazione Maratta. Ricordiamo che era il figlio adottivo dell'ultimo regnante della confederazione, ma anche lui, quanto esperienza militare, era deficitario. I sepoi stessi, gli altri comandanti della rivolta erano dei comandanti locali. La regina dell'Oud era appunto la regina Sodelud, quindi non aveva una proiezione fuori dal suo vecchio regno. Quella che Rani Laxibai, che era la regina dello Jhansi, che anche lei sarà una dei ribelli contro la compagnia, anche lei era una regina di uno stato indiano, quindi non aveva una proiezione neanche lei relativa imperiale, insomma, relativa a tutto il subcontinente. E quindi questa è la prima debolezza, la mancanza di un comando unificato. Seconda debolezza è la carenza di ufficiali competenti nei ranghi dei sepoi. Per come era strutturato l'esercito della compagnia, la posizione degli ufficiali era coperta di fatto da persone, da britannici o da europei, comunque di fatto britannici, e quindi la carenza di ufficiali si faceva sentire nella mancanza di coordinamento delle truppe sul campo. Quando poi nel corso delle varie battaglie, poche per lo più, perché di più furono assedi e manovre, ma nelle battaglie che si combatterono tra britannici e sepoi, di fatto i sepoi assunsero sempre una posizione statica, difensiva, mentre invece le truppe inglesi, seppur inferiori di numero, con la loro capacità di manovra riuscirono spesso ad aggirare truppe numericamente superiori e a mettere in mar partito.
In più, i Sepoy avevano un'altra carenza che era quella del parco artiglieria. Il parco loro avevano, qualche reparto era dotato di artiglieria, ovviamente la maggior parte dell'artiglieria era rimasta in dotazione all'esercito britannico, e quei pochi cannoni erano manovrati certo c'erano reparti di artiglieri dei Sepoy, però in proporzione non erano tali, non era un numero alto, quindi nel momento in cui magari dopo una battaglia persa o nel corso di un combattimento venivano a mancare gli artiglieri competenti, il parco artiglieria dei Sepoy era come se fosse inesistente, era totalmente perduto. In più, l'altra debolezza dei Sepoy era della rivolta dei Sepoy, in questo caso questa è più vasta, era il fatto che per come era strutturato il dominio dell'India britannica, era strutturato in una parte territori controllati direttamente dalla compagnia, un'altra parte territori dei vassalli, quindi dei principi regnanti indiani che governavano locali e che erano però in qualche modo controllati indirettamente dal residente, ovvero dal funzionario britannico della compagnia. Questi principi indiani per lo più o non si schierarono oppure in qualche modo diedero una mano agli inglesi, quindi un'altra debolezza strutturale dei Sepoy di questa rivolta fu che appunto la mancanza di coordinamento e la mancanza anche in certi casi di una rivolta che appunto toccasse tutti gli stati principeschi dell'India. Infatti, come dicevamo nel corso della scorsa puntata, il sud rimase comunque per lo più tranquillo e altre aree in altre aree avvenne poco. E infine, se poi avevano anche una mancanza tecnologica, insomma, molti reparti se poi combattevano con spade oppure usavano ancora il moschetto Brown Bess, che era il moschetto in dotazione esercito inglese durante le guerre napoleoniche. Moschetto che doveva essere appunto rimpiazzato dal nostro Enfield Pattern 1853, più preciso, ma che aveva il problema delle cartucce ingrassate, o almeno così si era vociferato, con grasso di vacca o di maiale, e che se poi assolutamente non volevano mordere per il rischio di diventare impuri. Quindi anche questa che fu la causa della rivolta è anche stato un problema tecnologico che ne ha causato anche la fine. Facciamo finta di non saperlo, ma perché dovevano mordere le cartucce? Perché per quanto è come un fucile ad avancarica, allora, in questo caso dobbiamo fare un passo indietro tecnologico. I fucili, noi pensiamo ai fucili a retrocarica, quindi noi carichiamo i proiettili direttamente nella canna del fucile e poi si spara. Il fucile ad avancarica invece era appunto un fucile che doveva essere messo in posizione verticale, pulito dai eventuali precedenti residui di polvere, e la cartuccia e il regolamento britannico in realtà di tutti gli eserciti dell'epoca per caricare la pallottola e la polvere era appunto mordere la cartuccia e infilarla direttamente nella canna del fucile. Questo per una questione anche di automatismo, cioè nulla nell'ambito militare addestramento serve per trasformare i soldati migliori in soldati eccellenti, i soldati mediocri in soldati discreti, e questo si fa appunto con azioni ripetute e automatismi. L'automatismo dell'epoca per caricare un fucile ad avancarica era appunto di tutti gli eserciti morsicare la cartuccia, infilare il contenuto e la pallottola nella canna e poi a quel punto prendere la mira e sparare. Va bene. Vogliamo lasciare un attimo la pianura indo-gangetica, cioè la parte nord dell'India, per vedere cos'è successo più a sud? D'accordo. Allora, una delle rivolte, punti di rivolta che infatti non abbiamo trattato nella scorsa puntata, è stata la rivolta nello Jhansi. E anche in questo caso è una rivendicazione di fatto, nasce come rivendicazione familiare. La regina, appunto Lakshmi Bai, regina dello Jhansi, Rani sta per termine, sta regina, è il femminile di Raja, insomma, era la moglie
dell'ultimo Raja dello Jhansi. Raja, che era anziano, un pochino anziano di lei, non aveva figli, si sposano, hanno un figlio che però muore prima della morte del padre, e è come nella tradizione indiana, oppure per fare un parallelo che noi conosciamo meglio, come nell'antica Roma, si adottava un parente o qualcuno che entrasse nella propria famiglia. Anche in questo caso il sovrano di Jansi adotta un suo parente come figlio, e però in questo come era sempre avvenuto nei vari regni indiani, ma in questo caso interviene quella di cui avevamo accennato la scorsa volta, la dottrina della decadenza. Lord Dalhousie, propugnata da Lord Dalhousie, e anche in questo caso non fa eccezione, e quindi il regno viene avocato direttamente alla compagnia. La regina proverà a chiedere, a portare avanti le proprie rivendicazioni, a difendere la propria posizione per iscritto, con avvocati, insomma in tutte le maniere, ma la cosa non avrà alcun successo. E quindi anche in questo caso, quando scoppia la rivolta, in questo caso non c'è come dire, una pistola fumante che dice sia stata la regina a istigare la rivolta, come nel caso della regina del Delut, anche se nel momento in cui la rivolta scoppia ed ha successo, vengono raggiunti tutti gli obiettivi originali della nostra regina dello Jansi. La rivolta scoppia, gli inglesi vengono cacciati, e anche in questo caso, come nel caso di Cawnpore, gli inglesi locali vengono massacrati, e questo massacro di inglesi, come quello di Cawnpore, rende la regina, che fino ad allora aveva tenuto un contegno quantomeno ibrido, agli occhi della compagnia e dei britannici, come una nemica, e quindi il suo schieramento a quel punto diventa di fatto contro la compagnia. La rivolta scoppia anche dalla sua parte in questo territorio, però gli inglesi riescono a conquistare lo Jansi, e lei deve ritirarsi a combattere più a nord. Lo Jansi si trova praticamente geograficamente, come dire, Delhi nel centro-ovest della grande pianura indo-gangetica, e lo Jansi si trova immediatamente a sud-est, giusto per semplificare di molto la geografia indiana. Sullo schermo è il numero 6? Sullo schermo è il numero 6, sì, anche se vedo un po' Perfetto. piccolo, però sì. Quindi la rivolta è Sì. scoppiata anche a Jansi, però gli inglesi più che gli inglesi in realtà in questo caso sono arrivati dei regnanti vicini alla compagnia, che hanno invaso il regno dello Jansi, e lei, la regina, ha combattuto questi principi comunque in qualche modo ben visti dalla compagnia, e quindi questo l'ha portata a essere, appunto, oltre al massacro, malvista. In più poi il regno è stato conquistato, e lei si è ritirata appunto a nord per continuare la resistenza assieme ai Nana Sahib e al nipote di Nana Sahib, che mi pare si chiamasse Rao Sahib. Non dimentichiamo che la regina dello Jansi era anche lei, no, lo Jansi era prima di tutto un ex regno dell'impero Maratha, e lei stessa apparteneva appunto al popolo dei Maratti. Poi, per quanto riguarda, quindi gli inglesi sono stati appunto messi in grande difficoltà. Nel frattempo, la rivolta è in embrione scoppiata anche nel nord-ovest dell'India, nel Punjab, nel Kashmir e insomma nell'attuale Pakistan. Soltanto che in questo caso gli inglesi furono più veloci nel disarmare molti dei reggimenti potenzialmente ribelli. Il comando centrale britannico, che in quel momento si trovava, dell'India intendo, che si trovava in quel momento a Simla, col telegrafò immediatamente, fu veloce nella comunicazione, e quindi molti dei reparti, se poi posti in quella zona, vennero disarmati prima che si ribellassero. Altri che si ribellarono trovarono un ufficiale particolarmente aggressivo, che era il generale Nicholson,
Jack Nicholson, che poi troveremo più tardi anche nell'assassino di Delhi, che di fatto è una delle figure determinanti, è una delle figure militarmente determinanti nella repressione della rivolta o ammutinamento indiano. In questo caso uso rivolta o ammutinamento come termini interscambiabili, anche se in realtà per quanto riguarda la posizione indiana è la guerra di indipendenza indiana, quindi rivolta. Per quanto riguarda gli inglesi, vedendola solo dall'aspetto squisitamente militare, lo definiscono ammutinamento. Avendo vinto gli inglesi, si sono guadagnati il diritto di chiamare la guerra come meglio non credono. È un'antica consuetudine del vincitore scegliere il nome del campo di battaglia, il nome della guerra, per cui hanno vinto loro e hanno scelto loro. In effetti è vero. Quindi eravamo rimasti gli trovarono il generale Nicholson, un generale molto competente e quindi una delle figure determinanti nella repressione della rivolta. Nicholson aveva un'esperienza militare pregressa, ovviamente come altri comandanti, ma con un piglio più aggressivo, e quando ebbe notizia dell'ammutinamento, la prima cosa che fece fu arruolare una colonna mobile di soldati della regione di Multan, che è una città che si trova nel Pakistan attualmente, era una tribù abbastanza combattiva. Questa colonna mobile di cavalleria iniziò a caracollare nella regione del nord-ovest dell'India, andando insieme ovviamente alle truppe regolari, andando ad attaccare i vari reparti che si ribellati, a disarmare quelli che erano ancora in armi e che potenzialmente potevano ribellarsi, e invece ad attaccare battaglia direttamente contro i reparti invece che avevano preso le armi e che si stavano organizzando. È il caso del 55esimo reggimento di fanteria nativa, che era la definizione dei vari reparti degli eserciti appunto di Sepoy, origine dell'India, BNI, Bengal, in questo caso perché esercito della presenza del Bengala Native Infantry. Quindi questo reggimento venne attaccato e sconfitto e distrutto, ed è il caso della distruzione anche dell'altro reggimento che si è ribellato, il 46esimo reggimento di fanteria, che si è rimutinato a Sialkot. Questo giusto per fare un collegamento con il video precedente, se qualcuno si ricorda dell'inizio del tuo inizio, Dario, della precedente puntata, era appunto stato del cranio di come si chiamava, Alumbeg, se non ricordo male, il Sepoy ribelle. Ecco, apparteneva al 46esimo reggimento ed è il reggimento che viene sconfitto da Nicholson nella di Sialkot in 2 battaglie, la prima in campo aperto, la seconda dopo un assedio di un'isoletta dove questi soldati avevano trovato rifugio, e quindi questo il nostro cranio umano del Sepoy appunto era uno dei soldati che vennero poi giustiziati quando venne sconfitto il reparto. Da vicino a perdere la testa, Esatto. letteralmente, a smalirla da qualche parte in un pub del Kent. Ed è finito nel Kent, poveretto. Tra l'altro, appunto, molti soldati vennero giustiziati con versione tradizionale, a colpi di rivoltello o fucile, mentre poi, come poi avverrà in maniera più puntuale successivamente, molti dei Sepoy ribelli vennero giustiziati secondo invece la consuetudine Gal, che era quella di legare il ribelle a un affusto di cannone e poi sparargli la palla di cannone direttamente contro. Quindi di fatto quando partiva la cannonata partivano anche parti varie del corpo dello sfortunato, ucciso. A quello ci arriveremo. Dobbiamo considerare che dato che la sollevazione parte anche dal mancato rispetto delle tradizioni locali, gli inglesi abbiano deciso di giustiziare, di seguire la tradizione, quindi onorando i loro prigionieri con una tradizione tipicamente indiana. Sì, infatti è proprio
turco-mongola. Esatto, era la punizione per gli ammutinati ribelli, e in questo caso gli inglesi la applicano a pieno. Quindi di fatto l'intervento di Nicholson nella regione del Punjab, di Sialkot, Sagala, di Lahore, è celere, efficiente, appunto era stato favorito anche dalla comunicazione via telegrafo del comando centrale, quindi la mancanza di successo della rivolta in questo settore dell'India porta gli inglesi a poter dislocare le loro truppe verso Delhi e verso verso Delhi, Cawnpore, Lucknow, insomma la parte dove la rivolta aveva avuto successo. Nel frattempo era comunicato anche ai reparti dislocati in Persia, che poi non erano geograficamente, giusto per fare un attimo un appunto, non è che le truppe si trovassero nel pieno della Mesopotamia, si trovavano di fatto sulle coste nello stretto del Golfo Persico, e quindi erano anche facili via nave a essere portati direttamente in India. E questo appunto, la guerra in Persia era finita nell'aprile del 1857, quindi anche questi soldati vennero riportati immediatamente operativi in India, e quindi anche loro iniziavano insomma ad affluire rinforzi inglesi per la repressione della rivolta. E nel frattempo anche in Cina è stato un momento di tregua che tra la corte Manciù e le potenze anglo-francesi, che anche questo aveva permesso un attimo di poter concentrare l'attenzione britannica solo sulla rivolta in India. Quindi abbiamo il nostro Nicholson che sta marciando verso Delhi, e nel frattempo le maggior parte le truppe del comandante in capo indiano stanno marciando anche loro verso Delhi da Simla, che è una città ai piedi della catena dell'Himalaya, ed era la residenza estiva di fatto del governo. Diventerà la residenza estiva del viceré dell'India, ma di fatto già all'epoca era una residenza estiva dove svernavano la maggior parte dei comandanti delle truppe europee. Quindi l'esercito dislocato colà marcia verso sud, marcia verso Delhi e marcia per unirsi alle truppe, in questo caso britanniche, che erano rimaste circa 2000 uomini che erano rimasti a Meerut. Sulla strada il comandante originario il comandante in capo dell'esercito inglese, che si chiamava Anson, se non ricordo male, sì, Anson, muore di colera. Dobbiamo ricordare che siamo in estate, in India fa caldo, il clima non è un toccasana per un inglese abituato a climi più umidi, più freddi, e quindi il comandante in capo inglese sulla strada per la repressione della rivolta di Delhi muore di colera. Viene sostituito da un altro comandante. Altro comandante che nel corso della sua marcia incontra appunto una prima parte di soldati sepoi ammutinati, e appunto li sconfigge sul campo, battaglia che consente agli inglesi di Simla, la colonna di Simla, di potersi unire alla colonna di Meerut, e quindi appunto di iniziare ad approcciarsi alla città di Delhi, che era nelle mani degli altri sepoi ribelli. Questa battaglia, come altre battaglie che come dirò dopo, è una battaglia in cui gli inglesi in inferiorità numerica riescono ad aggirare i fianchi dei sepoi appostati su posizioni fisse, e quindi poi mettere in fuga catturando i pochi cannoni che avevano a disposizione. E tra l'altro ricordiamo che i movimenti degli eserciti, e in particolare i movimenti delle artiglierie, sono rallentati nel periodo tra maggio e giugno nel subcontinente indiano dall'arrivo di monsoni. È una Esatto, nota di cui monsoni bisogna che tener conto. favoriscono anche le malattie. Favoriscono le malattie, il clima è terrificante, è un clima umido, caldo, umido, non facile da affrontare per eserciti o per ufficiali che non si sono acclimatati, che non hanno grande esperienza di combattimento
lo stato di servizio, per esempio, degli eserciti delle compagnie delle Indie britanniche preveriva dei tempi di riposo tutti particolari, per cui avevano, di fatto facevano come i legionari francesi a Gibuti, quando erano ancora a Gibuti, mi pare che se ne siano andati, erano comandati nelle caserme nei momenti più caldi della giornata. Facevano la siesta fondamentalmente, comandati a fare la siesta. E infatti erano a Simla, che è una città che gode di un clima più salubre, più fresco, più vicino insomma ai canoni europei. Però la guerra è uno stress e quindi situazioni difficili, quindi molti ufficiali, come vedremo, oltre ad avere il nemico dei proiettili o delle spade dei ribelli, morirono proprio di dissenteria, colera, insomma altre malattie Colpi di calore. colpi di calore, questo soprattutto in molti soldati. Infatti queste due colonne, sia quella di Merut che quella di Simla, ebbero molti soldati deboliti da questi colpi di calore, perché appunto il clima non era proprio dei più favorevoli per una campagna militare. Il problema è che peraltro ebbero anche i Macedoni quando 2100 anni prima invasero l'India, e infatti poi fu una conquista, l'unica conquista mancata di Alessandro Magno, perché gli stessi soldati si erano esauriti nel teatro bellico, insomma. Ehm, gli inglesi arrivarono, quindi gli inglesi avevano vinto la prima battaglia contro i ribelli di Delhi, e nel corso della marcia però anche il secondo comandante della colonna ormai unificata, il vincitore della precedente battaglia, morì anche lui di colera. E quindi il comando passò al terzo ufficiale in comando, il generale Archibald Wilson, che si appostò su una cresta collinare che corre tra nord e nord-ovest di Delhi, quindi una posizione favorevole, posizione rialzata, e che permetteva insomma di iniziare ad approcciare la città. Problema, anche in questo caso le campagne non erano sicure, le vie di comunicazione non erano controllate appieno, e quindi gli inglesi, appostati in una posizione comunque relativamente difendibile, ebbero comunque problemi anche loro di rifornimenti. In più Delhi era diventato per molti dei sepoi il simbolo stesso della rivolta. Non a caso era stato nominato come punto capo da molti dei sepoi ribelli Bahadur Shah, il discendente della dinastia Moghul che aveva governato la quasi totalità dell'India nel corso del 1600. E quindi tutti i vari reparti che man mano affluivano Delhi, come prima cosa andavano in qualche modo a rinfoltire le truppe che andavano a cercare di cacciare gli inglesi da questa cresta che occupavano. Inglesi che si trovavano appunto non solo a corto di rifornimenti, ma colpiti anche, oltre che dal colera, anche dalla dissenteria. Lo stesso comandante Wilson era spesso allettato o in difficoltà per motivi appunto fisici. Quindi era un assedio che era un assedio un po' poco assedio, cioè di fatto gli indiani ebbero più come problema in questa fase, più che le truppe inglesi, ebbero la loro mancanza di organizzazione logistica. A Delhi si soffrì la fame, ma si soffrì la fame perché non c'era appunto degli ufficiali addetti alla logistica che potessero gestire bene la gestione dei rifornimenti, e quindi sia i potenziali assedianti che potenziali assediati si trovavano a mal partito. A questo punto, in questo momento dove gli inglesi sono costantemente sotto attacco delle varie ondate di sepoi che cercano di allontanarli dalla capitale, arriva appunto il nostro John Nicholson con la sua colonna mobile. Appunto, come dicevo prima, figura energica, trova il nostro comandante Wilson inglese un po' molto sottotono, d'altronde era malato, e quindi di fatto, pur essendo inferiore di grado a lui, diventa il corpo e l'anima dell'assedio di Delhi. Assedio di Delhi che inizia a diventare più serio nel corso del mese di agosto, e
e poi a questo punto abbiamo lo scontro tra le due posizioni strategiche, la posizione di Wilson che non era solo allettato ma aveva anche una mentalità più metodica, più tranquilla, e invece il nostro John Nicholson più aggressivo. Wilson era in attesa di un treno d'artiglieria che dovesse aiutare gli inglesi a sbriciolare le fortificazioni della città, e quindi dava un attimo lo stop a eventuali assalti alle fortificazioni. In questo caso i Sepoy seppero dell'arrivo di questo parco d'artiglieria britannico e uscirono in forze per cercare di intercettarlo. A loro volta Nicholson prese una propria colonna e intercettò i Sepoy nel corso di una battaglia con un nome abbastanza, che sicuramente sbaglierò nel corso della pronuncia, Nagd Yaft. E in questa battaglia del fine agosto del 1857 i Sepoy, che avevano fatto una ricognizione in forze per appunto distruggere questo parco artiglieria, vengono sconfitti e ricacciati all'interno delle mura. E di fatto questa battaglia dà appunto a Nicholson un prestigio maggiore e forza la mano al suo superiore per un assalto, per non aspettare l'arrivo del treno d'artiglieria, ma per attaccare direttamente la città. Questo assalto avviene a settembre. Gli inglesi si appostano nella zona della porta del Kashmir, quindi l'assalto viene condotto a partire dalle 4 del mattino. I genieri portano le proprie micce verso le mura, però genieri che vengono anche ovviamente, se qualcuno ha un po' la cognizione di un assedio cinematografico, potrebbe pensare magari all'assedio del film L'ultimo dei Moicani, quando assaltano Fort Henry. Quindi praticamente si vedono i soldati che scavano trincee per avvicinarsi alle mura, e dietro o gli artiglieri o appunto quelli che portano esplosivi che si avvicinano, che sono pronti a portare il loro carico. Scavi che venivano effettuati secondo la cosiddetta traccia a zigzag, che è un'invenzione di Vauban, un'invenzione del più famoso architetto militare francese Luigi XIV, che appunto permetteva, appunto, con questa traccia a zigzag e non dritta, prima di tutto faceva uno scavo, proteggeva un po' dalle pallottole, e poi era un obiettivo meno facile da colpire per le truppe appostate in città. Gli inglesi sono favoriti nel loro avvicinarsi alle mura dal fatto che nel corso di questa notte o quest'alba, mentre avvengono queste operazioni, il vento tira a favore degli inglesi, e quindi i rumori sono allontanati dalla città e non avvicinati. Quindi gli indiani si rendono conto di quanto sta avvenendo troppo tardi, e reagiscono ovviamente con delle scariche di fucileria. Molti dei ingegneri vengono uccisi, feriti, però di fatto un gruppo riesce a portare i propri esplosivi sotto le mura, vicino a questa porta del Kashmir. Arrivano, viene lanciata la miccia, ma in prima battuta la miccia non esplode, cosa che può capitare. Miccia non esplode, quindi un sergente che poi si vede tirare. Penso siano le esatte parole che ha detto il comandante del plotone ingegneri, cose che possono capitare. L'avrà presa bene, ha detto, beh, statisticamente succede. Con molto English humor. Tra l'altro era già capitato la stessa cosa anche durante l'assedio di Ghazni durante la guerra afghana, quindi di fatto pare che fosse uno standard militare. Dice, cose che possono succedere sempre quando non devono succedere, sempre a noi, però succedono. Esatto, e anche come in questo caso, come nell'assedio di Ghazni, in questo caso un sergente nell'assedio di Ghazni era un tenente,
ritorna sui suoi passi e riesce finalmente a far brillare la miccia. Quindi questo sergente si meriterà anche lui la Victoria Cross, meritatissima, e quindi le mura vengono sbriciolate e gli inglesi si rovesciano nella breccia e attaccano poi invece gli altri, modello medievale con le scale e i bastioni. E nel corso dei combattimenti, ovviamente come tutti i combattimenti casa per casa, ci sono momenti di rallentamento, momenti più concitati, più difficili, e in un momento di difficoltà il generale Nicholson interviene per dare insomma lo sprone agli attaccanti, e mentre è girato di spalle per incitare i suoi a seguirlo, viene colpito da una fucilata e quindi rimane gravemente ferito e viene portato in portantina al sicuro. E quindi questo è un momento in cui gli inglesi sono un attimo sbandati, perché la figura più carismatica dell'attacco è rimasta ferita. Anzi, addirittura la portantina che trasportava Nicholson viene abbandonata dai propri infermieri, e quindi lui viene ritrovato temporaneamente abbandonato da un tenente che poi avrà una grande fortuna successiva, diventerà addirittura feldmaresciallo, il tenente Frederick Roberts, che di fatto lo trova lì abbandonato e moribondo. Frederick Roberts sarà poi l'ufficiale, il generale, comandante degli inglesi durante la seconda guerra anglo-afghana e feldmaresciallo nella prima guerra mondiale per le truppe provenienti dal Reich, cioè dal subcontinente indiano. Morirà nel 14, ormai ottantenne, sul fronte francese. Novembre del 14, se non ricordo male. Vabbè, al di là della digressione su Frederick Roberts, quando Nicholson è ferito, è morente, morirà infatti nel corso, appunto, durante questa battaglia. La ferita è risultata fatale, è morente il settembre del 1857, ma c'è un aneddoto abbastanza famoso, l'ultimo famoso, che appunto può dare un po' di idea tempo del carattere di questo ufficiale britannico, che quando appunto gli inglesi sono un attimo in difficoltà e l'assalto non riesce a ottenere, a piegare i sepoi ribelli, il generale Wilson sembra paventare un ordine di ritirata e dire: vabbè, abbiamo provato l'assalto, è fallito, torniamo a casa, cioè torniamo ovviamente alla nostra posizione iniziale. Quando Nicholson viene a sapere questo desiderato del suo superiore, la sua battuta sarò anche morente, insomma la sintetizzo: sarò anche morente, ma ho ancora sufficiente energia per sparare a Wilson per questa sua brillante idea, per questa cosa che ha pensato. Conoscendo il carattere del personaggio, non credo che fosse una battuta. No. Tra l'altro, con una pallotta infilata nella schiena, il senso dell'umorismo ce l'hai sotto i tappi. No, non ce l'aveva, però di fatto appunto questa battuta, il Wilson cambia idea, e quindi l'assalto va avanti, ha successo, e Delhi viene conquistata. Wilson, che stava andando a trovare Nicholson, è arrivato nei pressi della tenda, ha sentito quello che ha detto Nicholson e ha detto: ma sai che quell'ordine di ripiegamento magari lo mettiamo nel cassetto. Ci ho ripensato. Nicholson morirà il 23 settembre del 57, appunto, e in tempo per sapere che Delhi era caduta, e quindi il suo sacrificio non era stato vano, un po' come Orazio Nelson a Trafalgar. Poi va bene, purtroppo vai a trovare consolazione della morte comunque, però vabbè, possiamo dargli questo epitaffio, insomma. Delhi è caduta, e quindi gli inglesi si rovesciano all'interno della città. La maggior parte dei sepoi ribelli è ancora in armi, insieme a Bahadur Shah, Mirza Mughal, che è il figlio, e altri parenti, insomma, del Gran Mogol. Si ritirano verso la tomba di Humayun, che era un antenato sempre di Bahadur Shah. Per l'esattezza era il secondo imperatore della dinastia Mughul.
giardino paradisiaco, come da migliore tradizione persiana. Ricordiamo che il termine paradiso deriva da un termine appunto d'origine persiana che vuol dire giardino recintato, e che poi dopo noi tramite i greci abbiamo mutuato nella nostra lingua. Quindi tomba di questo precedente sovrano, che è costellata da un grande giardino, e quindi i seppoi si sono radunati qua, ancora armati ma molto demotivati e di fatto sconfitti. Gli inglesi, un gruppo di 50 cavalieri al comando di Hodgson, un ufficiale, se non ricordo male era o capitano maggiore, adesso mi sfugge un attimo il grado, cavalcano e di fatto chiedono la resa di Bahadur Shah, passando di fatto attraverso ancora tutti questi seppoi armati, seppur demoralizzati. Quindi una mossa quantomeno coraggiosa, che però ha successo. Bahadur Shah si consegna a questo gruppo, a questi 50 cavalieri, a condizione di aver salva la vita. E quindi viene catturato e consegna il proprio turbante, delle proprie spade, gioielli che tuttora fanno parte della collezione della corona britannica. Invece i figli di Bahadur Shah e nipote, non fidandosi temporaneamente delle promesse inglesi, non rimangono ancora in questa tomba, insomma, in questa zona, ancora circondati dai loro seppoi. Il giorno dopo Hodgson torna chiedendo la resa anche di queste tre persone, e che si consegnano. Durante il trasporto dei due figli di Bahadur Shah e del nipote, pare che si radunarono attorno al carro dove erano trasportati questi signori, delle persone, delle popolazioni di Delhi e quant'altro, e temendo che questo gruppo di questa parte di popolazione radunatasi attorno al carro, difeso da solo 50 cavalieri, potesse liberare i figli e il nipote di Bahadur Shah, Hodgson gli spara tutti e tre, e consegnerà poi successivamente le teste a Bahadur Shah. Quindi di fatto questi tre prigionieri vengono massacrati, e quindi di fatto viene decapitata nel vero senso della parola, il comando del Moghul, insomma. Sì, segno che il dominio Moghul finisce con Bahadur Shah. Esatto. E di fatto la caduta di Delhi elimina l'unica figura o l'unica famiglia che in qualche modo poteva risultare un riferimento unificante, e al tempo stesso vengono spazzati via la maggior parte dei seppoi ribelli, perché di fatto, essendo Delhi diventato in qualche modo uno dei centri principali della rivolta, conquistando Delhi e disarmando o distruggendo comunque i vari reparti che colavano fluiti, la rivolta ha un grandissimo contraccolpo, e nel frattempo, quindi di fatto la rivolta ormai è soppressa, anche se rimangono delle sacche di resistenza nello Jhansi, a Lucknow o nella regione di Kanpur, ma di fatto la parte più problematica della rivolta è stata sedata. Tornando a Kanpur, Kanpur nel frattempo è caduto nelle mani degli inglesi il 16 luglio. Nana Sahib è stato costretto a ritirarsi nei dintorni di Kanpur insieme ai suoi seguaci, e nel frattempo gli inglesi hanno un nuovo comandante in capo, Colin Campbell, che è stato veterano della guerra di Crimea, che è stato nominato comandante in capo in sostituzione di Anson, che appunto era morto di colera, e che nel frattempo è arrivato per spazzare via le ultime vestigia della rivolta. Bene, abbiamo assistito alla caduta di Delhi. Zoomiamo su Lucknow per vedere in che condizioni sono i nostri eroi.
Esatto. Allora, a Lucknow la rivolta è scoppiata, come abbiamo detto nella precedente puntata, ha avuto successo, la regina defenestrata ha ottenuto il supporto della popolazione, di tutti gli stati a popolazione, ma di fatto è una rivolta locale per la restaurazione di un regno che era stato appena soppresso, e gli inglesi sono anche in questo caso stati ridotti molto a mal partito. Per loro fortuna, Montgomery Lawrence, che magari non era un militare di razza, ma al tempo stesso era un buon amministratore, aveva, paventando il rischio della rivolta, aveva fatto scorte alimentari. E quindi quando gli inglesi vengono attaccati, comunque sono riforniti di rifornimenti militari e di viveri, insomma. Eh, nelle prime fasi della rivolta, a giugno, gli inglesi fanno una ricognizione in forze fuori dalla città di Lucknow per cercare in qualche modo di reprimere la situazione che sta via via peggiorando, ma praticamente una delle pochissime battaglie campali in cui gli inglesi vengono sconfitti, il 30 giugno del 1857, 600 inglesi vengono attaccati da 6.000 indiani, e in questo caso gli inglesi sono costretti a ritornare nella residenza. La marcia, tra l'altro, di questi soldati per rientrare nel campo base sicuro è resa più difficile non soltanto dal fatto di essere inseguiti e sconfitti, ma come dicevamo anche per quanto riguarda la marcia verso Delhi, dal calore e dal clima. Moltissimi soldati moriranno durante questa ritirata per i colpi di calore dell'implacabile clima indiano. Gli inglesi si ritirano nella residenza. Ricordiamo che la residenza è di fatto, come possiamo assimilare in qualche modo, all'ambasciata degli inglesi nello stato straniero. In questo caso era la residenza prima che il regno di Oud venisse assorbito, poi di fatto è diventata la sede del governatore una volta che il regno era cessato. Gli inglesi si trovano assediati nella residenza. Lawrence inizialmente, nelle prime fasi, apporta una linea di difesa attorno alla residenza, ma commette un errore militare. Non fa abbattere prima dell'inizio dell'assedio delle strutture, moschee, abitazioni e quant'altro, che si trovavano nei dintorni della residenza, per in qualche modo pulire il campo di tiro. Ricordiamo che una delle cose più opportune da fare per tutelarsi in un assedio è avere il campo di tiro pulito, prima di tutto per la visuale, e secondo appunto perché gli eventuali nemici che si stanno avvicinando per un assalto non abbiano dei ripari. La residenza di Lucknow era costruita appunto vicino nel cuore della città, quindi appunto, non è una residenza periferica, e quindi quando Lawrence commette l'errore di non abbattere strutture intorno alla residenza, e quindi questo diventerà poi un punto dove i ribelli si apposteranno, avranno modo di sparare e insomma saranno favoriti nel corso di questo assedio. Quindi il campo di tiro non pulito di fatto trasforma l'assedio di Lucknow non in un assedio di un castello, come potremmo pensare, in un castello medievale, ma in una battaglia urbana. Quindi di fatto in questo caso gli attaccanti non sono poi così sfavoriti nella loro posizione, possono avvicinarsi e freddare le truppe a posta difesa da una distanza tutto sommato vicina. A parte il primo assedio di Lucknow, primo assedio che durerà 87 giorni, quindi sarà uno degli assedi più epici della storia britannica militare. Quindi nel corso del primo assedio, che appunto di 87 giorni, Lawrence, mentre si trovava sul divano, viene colpito da una palla di cannone che gli tritura di fatto la gamba. Ferito, sta dissanguando, viene portato dal medico per vedere se ci siano delle possibilità per poterlo salvare, ma
magari con un'amputazione o quant'altro, ma la risposta glaciale del medico è che qualunque tipo di intervento, soprattutto un'amputazione, non avrebbe fatto altro che accorciare la vita ormai del moribondo. Di fatto gli vengono dati 3 giorni di vita, ma ne durerà 2 e verrà, e quindi questa palla di cannone gli risulterà tale. Lawrence poi viene sepolto all'interno della residenza assediata, e vuole la vulgata che durante la sua sepoltura non fossero presenti ufficiali di picchetto d'onore, perché di fatto la situazione era talmente grave ed erano talmente messi sotto pressione gli assediati che non c'era possibilità di poter rendere insomma questo onore al defunto. Lawrence poi nel suo epitafio scriverà sarà composto un po' sulla falsariga dell'epitafio di Nelson, potremmo condensarlo con la battuta "ho fatto il mio dovere", quindi questo è l'epitafio molto britannico, appunto, visto che l'aveva usato anche Nelson come una delle sue ultime frasi prima di essere portato al sicuro, o meglio, quando poco prima appena saputo della vittoria di Trafalgar. E quindi di fatto Lawrence viene a mancare l'anima iniziale della resistenza. Gli inglesi comunque nel frattempo si sono organizzati, siamo ad agosto, e viene praticamente organizzato una colonna di soccorso al comando del generale Havelock e del generale Udram. Tutti e due questi generali erano di fatto in realtà i comandanti della precedente spedizione in Persia. In realtà era Udram il superiore e Havelock il sottoposto, ma in questo caso apprezzando il suo subordinato, Udram cederà il comando ad Havelock e viene approntata questa prima colonna di soccorso che tra mille difficoltà riesce finalmente a portare il cosiddetto primo sollievo di Lucknow. Questa colonna appunto si è aperta la strada combattendo attraverso un canale, attraverso vari trinceramenti che erano stati costruiti dai ribelli per impedire appunto il ricongiungimento tra assedianti e liberatori. E quindi di fatto sembra che la situazione, fine dell'assedio. No, di fatto la colonna liberatrice ha avuto talmente tanti feriti, ha avuto talmente tante perdite che non è in grado di esfiltrare o di annientare totalmente gli assedianti. Quindi di fatto questi soldati arrivano, si uniscono agli assediati e si trovano a loro volta assediati dai rivoltosi cittadini. Secondo il principio dell'ascia o raddoppia. Esatto, il Non principio potendo lascia lasciare, hanno raddoppiato. hanno raddoppiato e si sono trovati tutti assediati, tutti felicemente assediati. Tra l'altro il comandante dell'assediato a Lucknow, pensando, era andato praticamente molto in crisi perché pensava che ci fossero che fossero finite le scorte, insomma, però hanno la fortuna di scoprire che invece in un magazzino che non era sconosciuto a nessuno c'erano delle ulteriori riserve alimentari e quindi l'assedio può seguire, in questo caso per gli inglesi felicemente perché quantomeno avevano da mangiare, altrimenti in questo caso il comandante che sostituisce Lawrence si chiamava Inglis, e quindi inizialmente aveva fatto pressione su Havelock per muoviti, liberami perché qui tra un attimo non ci abbiamo più neanche da mangiare, e invece tutti assieme trovano che hanno le riserve per mangiare. Invece il messaggio conclusivo è munizioni ne abbiamo, il frigo è pieno, va tutto bene. Esatto, munizioni abbiamo, il frigo è pieno, tutti facciamo baldoria, spariamo insieme. E si trovano appunto nuovamente tutti assediati
e quindi e parte il secondo assedio di Lucknow, in questo caso altri 61 giorni di assedio, quindi fatto una bella sofferenza per quelli che avevano iniziato l'assedio fin dal primo giorno, insomma. Secondo assedio di Lucknow, altri 61 giorni, comunicazioni che vengono portate avanti anche da europei che si travestono da sé. Poi c'è il caso di questo figlio di un funzionario della compagnia in India, di fatto un cittadino dell'impero, quindi un inglese che aveva vissuto sempre in India, che si veste da sé poi e fa da spola tra possibili colonne di liberatrici e gli assediati. Tra l'altro questo signore sarà il primo decorato con la Victoria Cross, non essendo militare ma essendo civile, e di fatto gli inglesi iniziano a organizzare un secondo tentativo di soccorso per la città di Lucknow assediata, situazione che nel frattempo è stata anche un po' complicata perché i ribelli hanno provato anche a riconquistare Cawnpore, che è che praticamente sulla strada per arrivare a Lucknow, quindi di fatto di tagliare di fatto le comunicazioni a qualunque esercito di soccorso La situazione, britannico. la situazione si sta deteriorando. La situazione si sta deteriorando, ma al tempo stesso per gli inglesi si sta avvicinando un raggio di speranza, perché la caduta di Delhi di fatto permette di riversare tutte le truppe in direzione della repressione delle altre aree tuttora in rivolta, e tra l'altro c'è una battaglia vicino al forte di Agra dove in questo caso gli eserciti di Sepoy che erano riusciti a esfiltrare da Delhi o comunque che potevano essere un rischio per le comunicazioni vengono sbaragliati, e quindi questa battaglia di Agra permette agli inglesi di eliminare la possibile minaccia nei collegamenti tra Delhi e Lucknow. Viene organizzata una seconda colonna di soccorso, in questo caso comandata da Colin Campbell, che è arrivato, il nuovo comandante in capo è arrivato, colonna che anch'essa si apre la strada attraverso trinceramenti, la città, insomma, dobbiamo immaginare che fu un'avanzata molto difficile come tutte le avanzate urbane, di fatto sono tante. Per fare una similitudine che non rende, perché ovviamente è un contesto completamente diverso e molto 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 più duro, ma se qualcuno immagina sono tante piccole Stalingrado, insomma battaglie urbane, quindi difficili, con gli eserciti anche quelli meglio organizzati che entrano in crisi in queste situazioni. Inglesi che devono combattere nei parchi, abbattere le mura di alcuni che recintavano alcuni grossi parchi della città, e di fatto assalti all'arma bianca, la baionetta, situazione difficilissima. Gli inglesi però finalmente escono dopo 61 giorni a portare il cosiddetto secondo sollievo di Lucknow, e quindi a ricongiungersi con le due colonne che si trovavano assediate. È arrivato sul posto, anche in questo caso Arrivati sul posto, la prima cosa che gli hanno detto è che qua non c'è più spazio per nessuno. Cioè, non mi sembra il caso che ci fermiamo tutti qua un'altra volta, il frigor è quello che è. Finita la pacchia, non c'è più da bere. Sì, anche perché c'era in effetti stato per un momento il rischio che si era paventato, ma ci fermiamo ancora perché abbiamo ancora tanti feriti, abbiamo ancora tante situazioni difficili, anche perché come a Cawnpore, come a Jhansi, non dobbiamo pensare che ci fossero soltanto soldati in residenza, c'erano anche dei civili, c'erano anche le famiglie dei soldati, degli ufficiali e quant'altro, quindi non era solo un trasporto squisitamente militare, era un trasporto anche di gente non abituata alle difficoltà della guerra. Però di fatto in questo caso di fatto l'assedio si conclude con esfiltrazione, Sì, tutti ricordiamo che sempre in questo contesto
di battaglia continua. Appena Havelock riesce a portare soccorso alla residenza britannica, muore di dissenteria. Per cui fa Esatto, in muore di tempo ad arrivare e morire è praticamente la stessa cosa. esatto, Il ma è comando una passa a un nuovo generale. sì, a Udram passa. Cioè, passa esterno a Udram. Poi, tra l'altro, nel corso della liberazione di Havelock, Havelock era entrato in contrasto con un suo subordinato, General Neal. General Neal che appunto si lamentava dell'eccessiva prudenza di Havelock nel corso dell'assalto e questo General Neal muore nel corso di un assalto per avvicinarsi per avvicinarsi alla residenza. Di fatto, quando poi arriva la comunicazione di Inglis, dice fretta fretta, che qui la situazione, mancano gli alimenti, Havelock accelera le procedure di assalto, abbandonando un po' la sua prudenza, e nel corso di questo assalto uno dei subordinati di Havelock, il Neil, che tra l'altro l'aveva spesso criticato per sia stato un subordinato. Havelock aveva delegato il comando tattico a Neil, era uno scozzese estremamente burbero, un personaggio francamente insopportabile, il quale guidando l'assalto per la liberazione della residenza si becca una palla in testa e chi si è E visto si è muore anche visto. lui. Muore, per Esatto. cui abbiamo 3 comandanti che sono andati a farsi benedire durante l'assedio, 2 per colpi d'arma da fuoco e 1 per le malattie e per i disagi. Esatto, poi nel corso della campagna contro Lucknow troverà la morte successivamente anche Hodgson, l'ufficiale che aveva ucciso i figli e il nipote del Gran Mogol, di Badur Shah. Anche lui nel corso di una successiva battaglia per la riconquista di Lucknow troverà anche la morte. Quindi di fatto questa moria di comandanti britannici in qualche modo ci testimonia la difficoltà che ebbero gli inglesi nel riconquistare di fatto il centro-nord dell'India, che stavano per perdere. Quindi già erano in pochi, di fatto gli inglesi erano sempre in inferiorità numerica, ma le difficoltà furono molte, e infatti molti ufficiali guidarono di fatto, prendendo il comando in prima persona, trovarono la morte oppure. Il numero di ufficiali e comandanti morti testimonia la ferocia degli scontri e, come diceva, è rimasto questo aneddoto abbastanza famoso, un ufficiale della Compagnia delle Indie a un suo collega, testimonia che le nostre scuole di tiro funzionano, cioè, abbiamo insegnato ai sepoi a sparare, e anche bene. Esatto, quindi gli hanno insegnato bene a sparare e ne hanno subito le conseguenze, insomma. C'era a questo punto Lucknow viene a questo punto abbandonata, rimane per tutto l'inverno nelle mani dei ribelli. Di fatto però con la vittoria di Agra e la successiva poi riconquista definitiva di Cawnpore, la rivolta insomma viene in qualche modo circoscritta alla sola regione dell'Oud. Successivamente gli inglesi torneranno in forze a riconquistare la città di Lucknow. Quindi il secondo sollievo ha avuto successo, la città è stata. La rivolta è stata circoscritta appunto alla sola regione dell'Oud. Gli inglesi poi torneranno in forze a inizio del 1858 e non vorrei sbagliare, nel corso del mese di marzo del 1858 Lucknow viene definitivamente riconquistata e di fatto la regina Hazrat Mahal viene costretta a emigrare in Nepal, dove di fatto troverà la morte successivamente, negli anni successivi, e la sua tomba si trova tuttora in Nepal. Quindi non ha avuto modo di tornare nel suo regno neanche dopo morta. La rivolta quindi anche nell'Oud è stata repressa,
a Cawnpore è stata riconquistata, Nana Sahib è ancora in circolazione come la regina dello Jhansi, però anche qui gli inglesi a questo punto si concentrano per la sconfitta di quest'ultima sacca ribelle. Lo Jhansi viene riconquistato dalle truppe della compagnia e dei principati alleati ad essa. Prima di però gli inglesi, i ribelli a questo punto si rovesciano nel vicino stato di Gwalior, che è uno stato a nord appunto dello Jhansi, dove c'erano reparti che potevano in qualche modo essere affini all'ideologia della rivolta, e la rivolta anche in questo caso i reparti del regno di Gwalior si ammutinano, arrivano rinforzi mandati da Nana Sahib, guidati dal nipote Rao Sahib e dal generale Tantia Tope, che erano dei generali fedeli di Nana Sahib, però in questo caso gli inglesi attaccano battaglia contro questi ribelli, e nel corso di questa battaglia la Rani Laxibai viene ferita mentre stava combattendo anche lei da una pallottola, e muore nel corso del combattimento. Rao Sahib e tanti a tope, i referenti in questo caso di Nana Sahib, si ritirano in aree più tranquille dell'India per continuare una guerriglia continua contro gli inglesi, ma verranno catturati nel corso del 1859 e consegnati agli inglesi e impiccati. Quindi Nana Sahib viene inseguito. Sì. Sì. Consideriamo anche che l'evidente sconfitta della rivolta fiacca lo spirito degli insorgenti, per cui oltre a darsi alla macchia avrai un sacco di gente che ha semplicemente disertato. Cioè, si è tolto la giubba di guerra, sempre ammesso che Esatto. l'avessero ancora, ed è tornato alla vita civile. Del resto vai a beccare te un indiano tra milioni. Sì, e vengono di fatto anche questi signori vengono impiccati, e qui Nana Sahib viene invece inseguito da delle colonne di cavalleria inglese per cercare anche lui di consegnarlo al boia. Non dimentichiamo che l'eccidio di Cawnpore era stato uno proprio dei mantra della rivolta, della volontà inglese di rivalsa. L'eccidio di Cawnpore, che appunto, come diciamo l'altra volta, aveva fatto un po' la seconda, in qualche modo pandan con il buco nero di Calcutta, non solo aveva coinvolto i militari che stavano imbarcandosi per tornare sulle navi, per tornare insomma dai loro commilitoni, ma aveva coinvolto anche le famiglie dei soldati insomma le famiglie europee e inglesi che si trovavano sul posto, ed erano state molti di queste persone erano state uccise, almeno così vuole la vulgata, da due macellai che, in quanto non si voleva mandare molti soldati si rifiutavano di passare per le armi donne e bambini, e quindi erano stati uccisi da dei macellai, quindi era una cosa atroce, insomma. Tra l'altro poi gli inglesi si vendicheranno sulle popolazioni di Cawnpore, perché costringeranno bramini e gente di casta alta a pulire il sangue delle vittime, prima di uccidere a loro volta anche questi signori che avevano pulito il sangue di queste vittime inglesi. Ricordiamo che l'azione di pulire il sangue, Addirittura li spingono a leccare il sangue che è esatto, impresso sulle pareti della prigione. azione infatti che, come nel caso della morsicatura della cartuccia ingrassata con grasso di vacca o di maiale, o come dicevamo l'altra volta, come nel caso del bere dalla coppa che forniva il lascar, il paria, avrebbe reso questi bramini gente impura. Poi non hanno avuto modo di vivere nella loro nuova condizione, perché vennero uccisi subito dopo questo fatto, però di fatto morirono sapendo di avere perso il loro status privilegiato.
Nana Sahib viene inseguito, di lui si parlerà fino al 1895, di fatto non verrà mai catturato, non si sa che fine abbia fatto. Ci sono alcune tradizioni che dicono che Nana Sahib sia morto anche lui vittima di qualcuna delle varie malattie che costellavano questo periodo, magari colera, magari dissenteria, insomma, sia morto subito nel 1858, praticamente durante le fasi terminali della rivolta. Altre voci dicono che invece lui sia sopravvissuto, sia scappato, addirittura un'altra vulgata vuole che Nana Sahib si sia rifugiato nelle zone dell'Himalaya, lì si sia in qualche modo convertito e sia morto a inizio Novecento come un mezzo santone, un santone ascetico. Non c'è, non c'è di fatto, la scomparsa di questo personaggio è sconosciuta. Radio Scarpa se n'è inventata una più del diavolo. Sì, sì, C'è esatto. chi Radio dice che Scarpa sia si è andato a inventata aprire una un più del diavolo. ristorante indiano in America e chi una pizzeria in Kerala. Sì, soprattutto una pizzeria di un indiano dell'Ottocento, non so quanto fosse buona. Con Nana Sahib abbiamo la scomparsa di tutti i vari principali attori della rivolta. Azra Mal morirà in Nepal, appunto è scomparsa. Nana Sahib è scomparso, non si sa più che fine aveva fatto. Tanti Atope e Rao Sahib sono stati impiccati, Badush, Lakshmi Bai è morta in battaglia, e invece, anzi, un altro generale, Bakht Khan, che era stato di fatto il sostituto di Mirza Mughal, il figlio di Bahadur Shah, come comandante militare effettivo della sezione di Delhi, più competente di Mirza Mughal, ma comunque sfortunato, morirà in battaglia nell'Oud nel 1859, e invece Bahadur Shah, privato dei figli e del nipote, verrà processato per tradimento, alto tradimento per l'esattezza, anche se tecnicamente per certi aspetti era anche lui parte offesa, quindi tradimento, vabbè, però avendo avuto la vita salva nel momento in Tra cui è stato l'altro catturato. Bahadur Shah mantiene una corrispondenza segreta con i comandanti britannici durante l'assedio di Delhi. Il suo comportamento non è esemplare e non soddisfa nessuno, non soddisfa gli insorti e non soddisfa Londra. Sì, voleva in qualche modo cercare di salvarsi, era stato tirato in qualche modo per la giacchetta nella rivolta, e cercava in qualche modo di cogliere i frutti o in un senso o nell'altro. Sia che gli inglesi vincessero e quindi rimantenere quantomeno il suo status, sia che i ribelli vincessero e ritornare a essere un re. È stato catturato, viene stato processato, però essendo stato catturato con la promessa di aver salva la vita, gli inglesi mantengono questa promessa, lo mandano in esilio in Birmania che all'epoca era anch'essa colonia britannica, a Rangoon, e morirà a 87 anni, quindi di lì a poco lui termina l'impero Moghul, di fatto, che però era già terminato da un punto di vista di controllo territoriale, era terminato già nel tardo Settecento, inizio Ottocento, però da un punto di vista dinastico termina con la morte di Bahadur Shah, e di fatto la conseguenza di lì a qualche anno sarà che la proclamazione di Vittoria come regina e imperatrice dell'India. Non a caso, infatti, abbiamo i monarchi britannici da Vittoria fino a Giorgio VI, che saranno appunto re ed imperatori dell'India. Ecco, qui abbiamo la fotografia di Tanti Atope, uno dei comandanti di Nana Sahib al momento della cattura, poco prima dell'impiccagione, e invece a destra abbiamo l'immagine di Charles Canning, che era il governatore generale dell'India britannica. Anche lui persona sfortunata, perché anche Canning, il governatore
soltanto di fatto Dalhousie lascia l'incarico nel 1855-56, poco prima dello scoppio della rivolta, e Canning muore di fatto per la strafatica di cercare di reprimere la rivolta, e al tempo stesso viene anche criticato durante le fasi finali della rivolta perché per il suo comportamento tollerante e in qualche modo pacificatore, anziché cercare di eccessive rappresaglie, cercare di trovare un punto di caduta con gli alti ranghi della indiani, con la popolazione indiana, insomma cercherà in qualche modo di evitare che la rappresaglia sia troppo severa, e le fatiche della repressione rivolta, le fatiche politiche lo porteranno insomma a morire di questo stralavoro, insomma, quindi anche lui molto sfortunato. Per quanto riguarda poi la rappresaglia degli inglesi, fu particolarmente crudele, oltre a uccidere a cannonate i sepoi ribelli, furono moltissimi i villaggi distrutti e la popolazione uccisa nel corso delle varie marce inglesi per reprimere i vari focolai della rivolta. Furono moltissimi i villaggi passati per le armi per essere sospettati di aver collaborato di essere in qualche modo collaborazionisti e affini ai ribelli. La stessa città di Delhi avrà anche lei un trattamento molto severo, molta della popolazione degli abitanti verranno uccisi, in quanto c'è la battuta che mi ricordo di una citazione di un giornalista, mi pare, che disse insomma gli abitanti di Delhi si arresero pensando e ricordando la clemenza del nostro governo, e sono contento di affermare che questa aspettativa loro fu delusa. Quindi Tra l'altro Delhi fu di fatto priva di un governo per mesi, per cui fu un saccheggio, a parte il sacco vero e proprio, cioè quando ebbri del sangue caricati dall'adrenalina della battaglia, le giubbe rosse si diedero al massacro dei sepoi, dei civili, dei collaborazionisti, di coloro che pensavano potessero avere patteggiato per la rivolta. Anche nei mesi esatto, successivi di fatto fu preda di un'anarchia, cioè, dove governavano i più gli forti. inglesi con la pistola, cioè, i più forti, cioè gli inglesi, che muovendosi per squadre, bande, giravano per la città, depredando, ubriacandosi, dando il Esatto. peggio di quello che, dando il peggio di quanto possa esprimere un esercito quando non è più a freno. Esatto, tant'è che infatti una delle difficoltà che avevano incontrato gli inglesi nel corso di un momento dell'assalto, dell'assalto finale di Delhi, era stato che avevano incontrato c'è questa vulgata, avevano incontrato dei magazzini di alcolici, le truppe si sono fermate a bere, a festeggiare nel corso del combattimento, e quindi l'assalto finale era stato condotto quando gli ufficiali avevano insomma ripreso il controllo di questi soldati che si erano dati alla sbronza, e gli avevano sottratto insomma da bere, gli avevano dato soltanto acqua e non gin tonic. Un bel whisky. Esatto, un bel gin tonic, e a quel punto però nel momento della battaglia questa riserva alcolica aveva fermato più gli inglesi delle pallottole indiane, un po' come quando in certe immagini un po' scherzose si buttano le banconote di dollari per fermare gli inseguitori, no? Più o meno il livello era questo. Beh, allora siamo arrivati in chiusura. Che cosa resta dei moti indiani, del vento del diavolo, come viene chiamato in India oggi? Qual è il lascito di questa grande sollevazione? Beh, lascito questa grande soddisfazione è ovviamente il ricordo negativo della repressione, perché appunto come si diceva prima, i villaggi annientati e la popolazione rurale uccisa non lasciano certo un buon ricordo dei dominatori verso i dominati. Di fatto poi altre conseguenze della
della fine della rivolta furono, da un punto di vista amministrativo, la fine della compagnia del governo della Compagnia delle Indie sull'India. Quindi di fatto nel 1858 col Government of India Act la compagnia viene nazionalizzata, cesserà di fatto di esistere da un punto di vista meramente burocratico nel 1874, però col 1858 perde di fatto l'India, i territori controllati dell'India dalla compagnia cessano di essere proprietà degli azionisti e passano direttamente sotto il controllo della corona. Viene nominato il viceré, di fatto qui diventa una colonia come saremmo abituati a pensare. Viene riformato l'esercito del Rai indiano che era diviso all'epoca della compagnia sulle 3 presidenze, cioè l'esercito del Bengala, l'esercito della presidenza di Madras, l'esercito della presidenza di Bombay, viene prima riorganizzato e successivamente nel 1895 unificato diventando l'esercito anglo-indiano. Voglio giusto un piccolo ricordo dell'esercito del Bengala, della presidenza del Bengala, che era composto da 74 reggimenti, è quello che di fatto è l'esercito dei sepoi ammutinati. Su 74 reggimenti che componevano l'esercito del Bengala, ne sono rimasti fedeli soltanto 12. E di fatto l'esercito del Bengala rispetto all'esercito della presidenza di Madras e di Bombay era di fatto la metà del totale delle truppe sepoi in India, cioè l'esercito della presidenza di Madras contava e di Bombay contavano ciascuno 54 e 20 reggimenti, mentre l'esercito del Bengala appunto ne faceva 74 solo lui, e che è poi quello che maggiormente si ribella. Gli altri due eserciti della presidenza rimangono per lo più fedeli, anche di qualche reparto si ribella, però di fatto viene riformato l'esercito indiano, non si arruolano più truppe nelle aree ribelli per l'appunto, ma vengono arruolati i soldati indiani che da allora serviranno per l'impero britannico, saranno tra i gruppi, le cosiddette martial races, le razze marziali, che avevano fedeli e comunque abituati agli occhi degli inglesi, gruppi etnici abituati a menare le mani. Tra questi voglio citare i Gurkha. I Gurkha sono una popolazione nepalese, il loro termine vuol dire Gorokha, vuol dire guardia delle vacche, originano un popolo appunto di pastori, come indica la loro etimologia del nome, truppe particolarmente coraggiose, che tra l'altro verranno impiegate in maniera molto efficace nelle prime della rivolta. E tuttora sono l'unico reparto straniero tuttora in servizio all'esercito britannico. Sono talmente piaciuti questi soldati che tuttora esiste un reparto Gurkha al servizio dell'esercito britannico, tuttora a combattere per l'Inghilterra. È una specie di legione straniera, insomma, in salsa inglese. Gurkha, Sikh, anche esatto, i Sikh Gurkha, che avevano dei conti in sospeso. Rajput, esatto, sono le cosiddette racial races, razze marziali, che sono quelle che costituiranno di fatto l'ossatura delle truppe indiane al servizio dell'Inghilterra. I Sikh, tra Sì, tra l'altro, l'altro tralasciamo la questione che le cosiddette razze marziali vengono arruolate dopo la conquista dell'India da parte della Compagnia delle Indie, che invece è stata fatta con i bengalesi o i punjabi, cioè quelle razze che quei gruppi etnici che a seguito della rivolta vengono esclusi perché non marziali. esatto, vengono esclusi perché non marziali, ma in questo caso perché considerati infedeli. I Sikh in questo caso per lo più vengono arruolati perché facevano parte dell'impero Sikh, che era stato annientato dalla compagnia dall'Inghilterra nel 1849, e quando scoppia la rivolta nel 1857, insomma, avendo un po' di ruggine antecedente con i bengalini, i Sikh che non collaborano nella rivolta o restano neutri, oppure addirittura sono tra i reparti leali che vengono mandati, che aiutano a dare manforte alla repressione degli inglesi. Ma c'era da loro anche un attrito storico precedente, insomma, di questa conquista del loro impero.
Poi altri reparti che sopravviveranno saranno quei pochi che erano dislocati in posizioni che non c'è stato occasione di ribellarsi. Una squadra di Sikh era presente all'omicidio dei figli di Bahadur Shah e accolse l'omicidio, cioè, accolse l'esecuzione dei principi con grida e ululati di giubilo, a detta degli inglesi, perché poi c'è questo conto aperto tra i Sikh e i sovrani musulmani che non mal tolleravano questa, diciamo, questa eresia, questa nuova religione indiana. Beh sì, se non ricordo male, uno dei guru dei Sikh era stato proprio ucciso da un sovrano Mughul, e al tempo stesso la nascita dell'impero Sikh, che è un impero che dura relativamente poco perché viene fondato nel 1799 e collassa nel 1849 per merito delle guerre anglo-Sikh, è un impero che nasce nell'attuale Punjab, Kashmir, parte del Pakistan durante il frazionamento e il collasso dell'impero Moghul, quindi nasce in competizione con l'impero Moghul. Tra l'altro nell'impero Sikh c'è anche la storia interessante che meriterebbe un approfondimento di un napoletano, ufficiale napoleonico che andrà a comandare la regione al Era confine con l'Afghanistan, Paolo Avitabile. abitabile, esatto. Avitabile, L'uomo nero che lo personaggio spauracchio degli interessante. afghani. Dice che in Afghanistan Esatto, lo chiamano ancora come spaventa, insomma, le mamme lo usano ancora per spaventare i loro figli, dicono ti mandiamo, c'è un nome locale che usano per questo personaggio, ti mandiamo Avitabile. abitabile Pascià. Se non fai il Sì, no, ma buono, non so. se non fai il buono arriva il napoletano. E anche l'afgano davanti al napoletano si tira indietro. Sì, tra l'altro questo personaggio qua, tra l'altro morirà poi, se non ricordo male, avvelenato dalla moglie, è tornato in Sì, Italia, perché è tornato ne lì, hai fatte di ma cotte e di muore avvelenato dalla crude. moglie. Se è sopravvissuto Kabul trema, all'Afghanistan non sopravvive. Kabul trema, Napoli non perdona. E quindi, a parte un cranio umano in un pub del Kent, cos'è rimasto cinematograficamente nella letteratura, nella cultura del subcontinente e anche in quella europea di questa sollevazione? Beh, a parte il film su Mangal Pandey che abbiamo usato come presentazione di questa conferenza, che è un film appunto indiano, sono rimasti in Italia i romanzi di Salgari, in qualche modo, dove c'è la fascinazione di Sandokan che combatte contro gli uomini, i sepoi della Compagnia delle Indie, che sono di fatto i soldati della compagnia contro Brooke, e che termina con le due tigri, con la caduta di Delhi e l'uccisione del cattivo, il capo dei Tug. Abbiamo la citazione di Indiana Jones, abbiamo Kipling, abbiamo comunque tutta una serie di fascinazioni orientaleggianti che tra fine 800 e inizio 900 toccano insomma l'argomento della rivolta dei Sepoi in India. Una piccola curiosità, tra l'altro, che può invece toccare il mondo della fotografia: uno dei primi reporter di guerra che usò, dei più famosi fotografi della metà dell'Ottocento, che si chiamava Felice Beato, era un italiano però nato nel territorio di Corfù, che all'epoca era un territorio sotto protettorato britannico. Fa il secondo reportage bellico proprio nell'India della fase della repressione rivolta dei Sepoi, e abbiamo praticamente uno dei primissimi reportage di fotografie di guerra dopo la guerra di Crimea, che invece è il primo, dove la fotografia vede un po' la sua nascita nell'ambito di fotografia militare. La rivolta dei Sepoi è il secondo insomma, punto dove vengono approfondite questa parte. Tra l'altro, tu hai parlato di Manga Pandey, questa volta la copertina del nostro video è tratto da un altro film, quello era un film indiano sulla ribellione, invece la copertina di questa puntata è un film britannico del 2019, si chiama The Warrior Queen of Yanzi,
ed è stato un film di grande successo che io ho scoperto casualmente cercando appunto delle immagini per la copertina o per la locandina di questo incontro. È un film britannico del 2019 che trovate tranquillamente in rete, lo trovate in lingua inglese, bisogna accontentarsi, e da degli attori anche abbastanza famosi. Ci sono Rupert Everett, c'è Dere Jacobi, ce n'è di gente. È un film interessante perché è il primo film britannico incentrato sull'ammutinamento. Non è un colossal, ma è un film fatto bene, decisamente bene. Allora, altre due piccole note su poi le conseguenze della fine della rivolta o ammutinamento indiano. Se ricordate, all'inizio siamo partiti con gli inglesi dislocati in Persia per la guerra contro la Persia. Questa guerra era partita per il controllo della città di Herat, che all'epoca, quantunque noi siamo abituati a pensare alla parte dell'Afghanistan, era in realtà si è reso un emirato indipendente perché di fatto Herat era rivendicata sia dall'emirato di Kabul, che poi diventerà poi il noccio dell'Afghanistan, sia dall'impero di Persia, della dinastia Qajar. Herat, che tra l'altro gli inglesi erano interessatissimi a mantenerla indipendente in quanto posta sulla strada dell'India britannica nell'ambito del Great Game. Non so se si vede bene questa. No, non si vede per niente bene. Quindi siamo partiti appunto da questa città di Herat, dove praticamente i persiani nel 1856 l'avevano invasa rivendicandola per motivi storici al loro impero, però siccome eravamo nella piena fase del grande gioco, ovvero dello scontro diplomatico e per interposta persona, poco militare a parte la guerra di Crimea tra Russia e Inghilterra, Herat, che era appunto posta sulla strada dell'India britannica, il gioiello dell'impero britannico, e conquistata la Persia, che era sotto aveva un accordo commerciale con la Russia che permetteva ai russi di poter aprire stazioni commerciali ovunque desiderassero l'impero persiano, era appunto stata la ragione di questa guerra tra la Persia e l'Inghilterra, che aveva appunto dislocato questi 10.000 soldati inglesi colà. Al tempo stesso gli inglesi, gli afghani che avevano combattuto tra il 1838 e il 1842 con l'Inghilterra nella prima guerra anglo-afghana, stranamente non parteciparono non diedero manforte alla rivolta dei Sepoi. Ci furono circa 2.000 afghani che parteciparono alla guerra, ma di fatto un corpo più volontaristico, poco guidato dal potere centrale. Ci furono ribelli Pashtun che si erano stanziati già in India, come Rohilla, ma erano di fatto degli afghani indianizzati. E per ringraziare il sovrano l'emiro di Kabul, Dost Mohammed, che il nemico degli inglesi nella prima guerra anglo-afghana, per non avere in qualche modo dato un colpo che poteva rivelarsi fatale al controllo degli inglesi in India, nel 1863 gli inglesi concessero a Dost Mohammed di conquistare l'emirato di Herat e di fondare di fatto la maggior parte dell'Afghanistan moderno. Ci saranno ancora alcune rettifiche di confine nel tardo Ottocento, ma di fatto l'embrione dell'Afghanistan moderno nasce con quest'unione di queste due città, proprio come conseguenza del mancato intervento afghano nell'ammutinamento del 57. In più, altra conseguenza di lungo termine che vediamo tuttora è di fatto la nascita dell'India moderna come conseguenza di questo fatto storico. L'India, a parte delle fasi imperiali come l'impero Gupta, l'impero Maurya durante l'epoca dei Greci, l'impero Gupta durante il tardo impero romano,
l'impero Moghul appunto tra il 500 e il 700, a parte appunto delle fasi imperiali, era sempre stata divisa in principati, regni grossi che occupavano anche gran parte del subcontinente, ma mai uno stato unificato. Di fatto il controllo inglese totale sull'India, che India Dominion dell'India, che includeva all'epoca l'India attuale, il Bangladesh, il Pakistan, il Belucistan, che era all'epoca il Belucistan, e la Birmania, di fatto quando poi gli inglesi nel 47 lasciarono la colonia, daranno insomma origine alla conformazione dell'India, che quantunque fosse ancora in principati, di fatto si era creata un'unica coscienza nazionale, e i principati insomma erano ormai delle regioni più che dei principati autonomi, come invece erano stati nei secoli precedenti. E altra conseguenza, per mantenere il proprio controllo totale sui territori, e volendo evitare una seconda grande sollevazione, gli inglesi lavorarono per cercare di dividere, di politica di divide e timpera, di cercare di acuire le divisioni tra elemento indù e elemento musulmano. Quindi la nascita dell'attuale Repubblica Indiana, del Pakistan, che poi inizialmente era Pakistan occidentale e Pakistan orientale, attuale Bangladesh, sono delle conseguenze insomma della politica inglese, volta anche poi per il contesto delle lotte con l'Unione Sovietica negli anni 40 insomma, a mantenere il controllo e la presa su quest'area del mondo. Bene, l'approfondimento sull'ammutinamento del 57 termina qui con questa appunto nota sulle Aspetta, conseguenze fallo dire a me geopolitiche anche. questo. Va bene. Va bene, ottima esposizione. Ti ringrazio per averci descritto in dettaglio il grande ammutinamento indiano. Grazie a voi. Spero tra l'altro che sia la prima di una serie di racconti sull'India misteriosa. Ho già un'idea, un qualche cosa da proporti, poi ne parliamo. Se il video vi è piaciuto, mettete un mi piace, commentate, iscrivetevi al canale, condividetelo, e noi ci vediamo al prossimo appuntamento. Buonasera a tutti, ciao Luca. Bene, ciao Dario, buona serata a tutti. Alla prossima. Alla Ciao prossima. ciao.